Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti in Consiglio regionale per un appuntamento importante oggi, perché oggi presentiamo il progetto di legge Iniziative per la promozione e valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento e dei relativi territori. Il Museo diffuso del Risorgimento è un museo veramente di grande interesse e di grande, anzi straordinaria visione. Un progetto che è nato dalle associazioni, che è nato da storici che hanno fatto un lavoro straordinario di ricerca, ma unito a questo si è unito uno straordinario lavoro di visione. Un progetto che, e questa credo che sia una delle cose più importanti e notevoli da segnalare, ha visto coinvolte nel corso del tempo tantissimi enti e amministrazioni, a partire dalla provincia di Mantova, che sono qui presenti oggi e che ringrazio, e a tanti comuni del territorio. Ringrazio chi è intervenuto oggi, il comune di Villafranca, di Sommacampagna, di Legnago, di Pastrengo, di Valeggio sul Mincio, di Peschiera, non ho dimenticato Sona, non ho dimenticato nessuno. E ringrazio l'associazione CREA che aveva dato inizio a questo percorso. Ripeto, un progetto importantissimo perché in prospettiva può portare assolutamente visibilità a territori che magari non ne hanno tantissima, ma hanno tutte le carte in regola per avere. È uno strumento che può diventare straordinario dal punto di vista del marketing territoriale, che si contestualizza benissimo nelle nuove forme di turismo, penso al turismo lento e al turismo ciclo pedonale, che mette insieme tutti i luoghi di interesse, i monumenti, i cippi, i campi di battaglia dell'epoca risorgimentale. Un'epoca che ha visto i nostri territori, in particolare quelli del Veronese, protagonisti, un'epoca importante e che è giusto ritrovare e valorizzare rispetto a una memoria storica di una storia recente molto importante, con insomma monumenti. Il comune di Peschiera l'avevo citato? Sì, boh, scusa, mi era rimasto un tarlo. Scusate. E con monumenti importantissimi, penso per esempio all'ossario di Custozza, e anche molto significativi dal punto di vista storico ma anche dell'attualità. Non a caso nell'ossario di Custozza la prima scritta che vediamo è la parola pace, e in quei tempi fare un monumento con scritto la parola pace non era assolutamente scontato, ed è una parola che è di assoluta attualità ancora oggi. A me piace ricordare una scritta anche bellissima che sta all'interno dell'ossario di Custozza, che racchiude lo spirito di quel luogo, ma credo che racchiuda lo spirito anche di questo progetto. Nemici in vita, morte li adeguò, pietà li raccolse. Ecco, io credo che con 9 parole si sintetizzi l'essenza di quel luogo, l'essenza di quello che è stato il Risorgimento e la memoria che vogliamo portare. Con questo progetto di legge mi sembrava doveroso dare la giusta visibilità e il giusto sostegno ad un progetto di valore, e con questo progetto di legge impegneremo la Regione Veneto a farsi parte attiva di questo progetto, di promuovere la valorizzazione, la promozione di questo progetto anche dal punto di vista scolastico, anche nel sostegno alle manifestazioni o ai percorsi e ai luoghi di interesse. Il progetto di legge è un progetto di legge semplice ma direi essenziale nella sua natura, che è fatto di 4 articoli. Prima le finalità, che le ho già elencate, le iniziative regionali che la Regione si impegnerà a mettere in campo, anche istituendo un programma annuale di iniziative volte alla valorizzazione, e la norma finanziaria che prevede anche un impegno quantomeno triennale della nostra Regione nel sostegno del progetto.
Io con piacere invito qui a presentare la provincia di Mantova con la dirigente Camilla Arduini e Moira Sbravati, e ringraziandoli del lavoro che è stato fatto fino adesso. Ok. Ci siamo. Buongiorno, per me è un grande onore partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto di legge. Per questo ringrazio il consigliere regionale Filippo Rigo, che ha promosso questa lungimirante iniziativa in questo splendido luogo a Venezia. Il progetto di legge in esame è ambizioso e stimolante perché dà forza, oltre ogni più rosea aspettativa, ad un nuovo sodalizio culturale. Il MUDRI infatti può essere definita come una macro rete culturale aperta, perché tutti gli enti e le associazioni che verranno a partecipare, previa una valutazione circa la compatibilità con gli obiettivi del progetto, vengono ammesse. E questa rete ha due elementi fondamentali: la territorialità e il tematismo del Risorgimento. Infatti, usualmente Verona viene valorizzata per le testimonianze di epoca romana, come l'Arena, il Teatro Romano, Ponte Pietra, oppure per il periodo medievale scaligero, con Castelvecchio ad esempio. Anche il territorio mantovano è promosso dal punto di vista turistico e culturale, soprattutto in relazione ai Gonzaga, al Rinascimento e alle Regge, con Palazzo Ducale, Palazzo Te e il Palazzo Ducale di Sabbioneta. Eppure esiste questa parte di storia altrettanto importante che rappresenta un'eccellenza dei nostri territori ed è collegata proprio al Risorgimento, perché è proprio in questi luoghi che la storia si è compiuta. Pensiamo in particolare agli eventi bellici e alle battaglie di Custozza, Curtatone Montanara, Solferino e San Martino, solo per citare alcune. Quindi il MUDRI, che nasce come patto tra le comunità che sono state teatro delle guerre risorgimentali, è questa rete culturale che agisce in modo nuovo, con un cambio di paradigma che questo progetto di legge ben evidenzia. Infatti, dal pensiero tradizionale del museo, inteso come cattedrale che raccoglie collezioni, si indica qui, in questo progetto di legge, una chiave di lettura innovativa, quella del museo diffuso, che a voi e tutti è ben nota, ma che vale la pena ribadire, perché si pensa sempre al museo come raccolta, come edificio che contiene un periodo storico. Qui invece, i reperti, qui invece si vuole proprio valorizzare ciò che sta fuori dai musei e vuole rendere visitabili e attrattivi i luoghi delle battaglie, i territori da cui provengono anche gli oggetti conservati nei musei locali del Risorgimento, perché noi abbiamo anche dei musei locali del Risorgimento. Quindi, per questo è fondamentale creare nuovi itinerari culturali e turistici e dotare i territori di riferimento di infrastrutture e servizi innovativi che li rendano adeguati anche alla domanda internazionale, e poi spiegheremo perché anche la domanda internazionale, e facilmente accessibili e fruibili dai visitatori, pensando al MUDRI come una nuova destinazione turistica interprovinciale, abbiamo già detto, e quindi ad un'area che viene promossa con un tematismo unico che è quello del Risorgimento, quindi una cosa del tutto innovativa. Infatti, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio diventa leva per lo sviluppo locale integrato. Non mi dilungo oltre, vi ringrazio per l'attenzione a questo breve prologo, a cui segue la presentazione della dottoressa Moira Sbravati, funzionario della provincia di Mantova e coordinatore del comitato di pilotaggio del MUDRI. Vi spiegherà lei perché abbiamo questo comitato
di pilotaggio e perché è la provincia di Mantova che per prima, diciamo, ha promosso, ha creduto in questo progetto di costruzione del Mudri, presentatoci dagli storici locali ed in particolare da Carlo Saletti, che ringraziamo per il supporto sia metodologico che di idee. Grazie. Allora, grazie di averci invitato. Soprattutto a me il compito di spiegare che cosa è successo prima del progetto di legge che qui oggi presentiamo. E credo che quello che è stato fatto insieme a tutti coloro, tutte le comunità, tutte le associazioni che dal 2021 hanno creduto in questo nuovo progetto di valorizzazione dei territori attraverso un tematismo culturale con una ricaduta turistica, sia proprio il lavoro sinergico, la convinzione che non è mai venuta meno da parte di tutti coloro che vi hanno aderito, che attualmente sono 62, 40 di cui comuni e associazioni culturali. Nella prima slide vedete il logo. Il logo del Mudri è questo insieme di colori, di lettere, che poi Carlo Saletti vi spiegherà qual è la ricaduta turistica che questo insieme di colori e di linee ha sui territori, perché la parola territorio è il cuore del Mudri. Che cosa vediamo qua? Vediamo una immagine che ci riporta sul polo turistico nazionale forse più importante, che è il bacino del lago di Garda. Attorno a questo importante lago, che genera economia e sviluppo, si compone il tematismo del Mudri. Qui vedete un'immagine che rappresenta ciò che Mudri potrà essere quando arriverà a compimento soltanto nell'area del nord Italia. Queste figure geometriche sono le aree nella quale abbiamo dovuto suddividere l'appartenenza al Mudri per poter avere una governance di questa sinergia, di questo insieme di enti eterogenei, diversi. Abbiamo tanti comuni piccoli o grandi e anche tante associazioni. Quindi per poter gestire in questi anni Mudri, con quelle attività che poi vi dirò abbiamo fatto, ci siamo dati una sorta di nuova geografia del Mudri, dividendoci in aree, e ciascuna di queste aree ha una denominazione territoriale che attiene proprio al tema del Risorgimento. Qui è presente una rappresentazione importante di una delle aree fondamentali di Mudri, che è l'area Alto Mincio, un'area peraltro che nasce già interprovinciale perché mette insieme mantovano e veronese, e che è legata dal tematismo forte del Mincio, il fiume che è fondamentale per tutte le guerre del Risorgimento. Qui abbiamo voluto riportarvi quella che è la sintesi della Carta Costituzionale, chiamiamola così, del Mudri, che è la convenzione che abbiamo stipulato lo scorso anno, e il nuovo modo di stare nel Mudri. Dopo un triennio di adesione gratuita all'idea di Mudri attraverso un protocollo, abbiamo deciso tutti insieme, devo dirvi con grande sorpresa, di restare nel Mudri, dotarci di un budget annuale attraverso una quota che consenta a Mudri di avere quel fondo economico per progettare e fare attività trasversali a tutta la rete. Non vi leggo la finalità perché le potete vedere, e invece insisto sulla parte territoriale. Qui vedete la stessa immagine di prima che vedeva il lago di Garda al centro e le aree. Qui vedete la rete di tutti i comuni colorati per appartenenza storica. Giallo è il 1848, blu è il 1859, seconda guerra d'indipendenza, viola è il quadrilatero, rosso sono le presenze del volontarismo armato.
Questa griglia rappresenta a regime tutta l'appartenenza dei comuni che hanno avuto a che fare con il Risorgimento. Quindi capite che i colori del logo richiamano ai colori dei comuni che sono o 48 o 59 o 66, sempre collegati a un tematismo di carattere storico, autentico e vero. Che cosa ha fatto Mudri prima di adesso, prima del progetto di legge? Beh, innanzitutto ha fatto dei progetti. Ha candidato un progetto nel territorio mantovano ad un bando della Fondazione Cariplo, finanziato per 1 milione di euro, col quale ha cominciato a testare quella che noi chiamiamo l'infrastrutturazione del Museo Diffuso del Risorgimento, ossia la creazione di itinerari nuovi legati al tematismo risorgimentale e alla creazione di allestimenti espositivi didattici permanenti in alcuni comuni. Questo perché parlare di risorgimento vuol dire dotarsi di quegli strumenti con i quali sia possibile parlare alla scuola, ma anche al visitatore residente, ma anche al turista. Quindi se parlo di risorgimento gli devo dire: fai questo percorso, vai in questo luogo espositivo dove avrai l'occasione di conoscere un tassello, un particolare di questa grande storia. Abbiamo poi affacciato anche la Cariverona, la Fondazione Cariverona, che ci ha finanziato 2 progetti, un progetto di capacity building, ossia di formazione del capitale umano che si dedicava al Mudri, di tutti i funzionari e amministratori aderenti al Mudri, e Cariverona ci ha permesso di costruire un'agenda strategica del Mudri che ha raccolto tutte le progettualità di carattere culturale, di carattere turistico, di carattere anche ambientale, perché la Fondazione ci spiegava che un sodalizio così forte tra le comunità, voluto con un pretesto culturale, in realtà ha un potenziale di governo enorme. Quindi la Fondazione ci ha premiato perché dice: stare insieme così diversi, con storie particolari e modalità di esistere diverse, è già di per sé premiante. Quindi in realtà, oltre a Mudri, abbiamo creato una comunità di enti che possono lavorare insieme. Sempre Fondazione Cariverona ci ha finanziato un altro progetto di 120.000 euro nel quale ci ha dettato un cammino. Potenziatevi nella governance, e la convenzione che vi ho fatto vedere prima è un esempio di questo potenziamento. Dotatevi di uno strumento omogeneo di comunicazione e soprattutto affacciatevi in Europa con almeno 2 progetti da finanziare in Europa. Alcuni prodotti di Mudri che potete trovare già, per esempio negli store, è la app Visitare il Risorgimento, un'app che è gratuita, si scarica attraverso i motori, gli store. In questa app trovate gli 8 percorsi creati con il progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e potete vedere con quale modalità innovativa si racconta la storia del Risorgimento, che non è più solo una storia di battaglie, ma è soprattutto una storia di persone. E poi lo storico Carlo Saletti entrerà maggiormente in questo merito. Abbiamo creato un manuale unico per la comunicazione, perché essere in tanti è necessario che tutti sappiano come comunicare l'essere nel Mudri, e il logo, per esempio, e l'utilizzo del logo e come va utilizzato a seconda delle varie declinazioni è fondamentale in un'epoca in cui la comunicazione è quotidiana e all'ordine del giorno. Infine, e qui chiudo, è l'affaccio europeo. Quest'anno abbiamo candidato ben 2 progetti europei, un Erasmus+. L'Erasmus, come sapete, è un progetto che punta alla formazione, alla educazione, quindi è importante anche perché Mudri non è solo produzione di beni materiali come possono essere i percorsi o gli spazi espositivi, ma Mudri è anche produzione di valore, di immaterialità, che è fatta proprio dal recupero dei principi del Risorgimento attualizzati al giorno d'oggi, perché solo così possiamo parlare, intercettare le giovani generazioni. Secondo progetto che abbiamo candidato è un Creative Europe, un progetto ambiziosissimo da 1 milione di euro,
Invece l'Erasmus Plus, scusate, viene finanziato fino a 250.000 euro. Col Creative Europe, con modo molto ambizioso, ci siamo affacciati in Europa trovando 5 partner europei ai quali abbiamo detto le nostre intenzioni. Una, creare un profilo professionale nuovo, una sorta di interprete culturale che sia in grado di collegare il bene contenuto nei musei col territorio che lo circonda. Quindi questa capacità di dialogare tra il dentro della collezione e il dove, da dove la collezione arriva, e soprattutto mettere in connessione le comunità. Secondo elemento del Creative Europe è la creazione di una mappa della conoscenza digitale. Vi faccio un esempio: immaginate una mappa del Mudri nella quale io possa cliccare, scelgo personaggi femminili del Mudri, cliccando mi si apre una mappa che mi fa vedere in tutti i territori del Mudri le donne che hanno segnato la storia del Risorgimento, e cliccando su ciascuna di queste donne mi si apre tutta la serie di documenti, luoghi, che cosa questa persona ha fatto. E tutto questo si ricollega al tema centrale di Mudri, che sono i territori, le comunità. E qui chiudo. Grazie. Grazie alla dottoressa Sbravati, alla dottoressa Arduini della provincia di Mantova, anche per l'importante lavoro di coordinamento che sappiamo essere di sicuro non semplice, ma fatto con grande professionalità e passione. Passerei, è stato citato, allo storico Carlo Saletti, e che invito a venire qui, che è l'ispiratore di questo progetto, che insieme a Roberto Solieri passano giorni e notti a studiare, indagare, ricercare, per cui ecco, so che è difficile in una conferenza stampa, con le tempistiche della conferenza stampa, dover riassumere, però ecco, ci tenevamo a dare valore anche al vostro lavoro. Ecco. Sono l'ultimo? No, dopo c'è la dottoressa Venturelli del Comune di Somma Campagna. Quindi la parola felice è la mia, perché normalmente si dice che la parola felice è la penultima, perché l'ultima è sempre sconta dei ritardi dei precedenti e magari di cose che sono già state dette, per cui io godo della parola felice. Ti ringrazio di avermi dato la parola felice e ringrazio naturalmente il consigliere Filippo Rigo per questa opportunità. Ecco, io sarò veramente molto breve e telegrafico, perché vorrei dare ragione di questo logo che è stato introdotto, entrando un po' nelle idee concettuali che hanno portato a teorizzare questo, ormai da una quindicina d'anni, questa struttura. Allora, è già stato detto, avete visto, il grafico Roberto Solieri ha disegnato il logo, e il logo viene da un'intesa tra i comuni di Somma Campagna e Villafranca, un progetto che viene fatto ormai credo 6-7 anni fa, che tra le altre cose contribuì anche a disegnare il logo, poi si è evoluto, ma insomma questa è la parte finale. Come vedete il logo deriva da un'operazione che i grafici dicono di lettering, cioè sono lettere che assumono una conformazione nello spazio grafico e ha dei colori. Io vorrei, attraverso la scomposizione di questo, come se fosse il famoso prisma della copertina del disco di Pink Floyd, no? Entra il raggio di luce, lo scompone nelle sue onde e dai vari colori, e vorrei appunto cercare di scomporre questo logo e così facendo dare le ragioni proprio della costruzione di Mudri. Dunque spero di... Ecco, allora intanto alcune definizioni. Un museo lungo deriva dall'idea che ha avuto una cinquantina d'anni fa un grande museografo italiano che insegnava a Brera, a Milano, un architetto, Freddy Drugman, il quale fu uno dei primi che teorizzò l'idea di un museo diffuso. Lui scrisse un testo, che era anche un testo teorico, Idee per un progetto di museo lungo il Trebbia. Ora, a me di questo progetto interessa questa collocazione spaziale, lungo, cioè che dà immediatamente l'idea di come la storia non possa prescindere dalla dimensione geografica. Non c'è storia senza geografia. Lungo e vasto, quindi c'è questa dimensione geografica di Mudri. Il museo è un museo lungo, è un museo vasto, ecco adesso, ed è un museo lungo ed è a struttura reticolare, è stato detto, questo è fondamentale. La struttura reticolare consente
qualche cosa di molto utile, cioè l'idea che ogni punto può essere un punto d'accesso, quindi non è come il gioco dell'oca dove entri in un punto obbligato ed esci in un punto obbligato. Ogni punto di questa rete è un punto d'accesso e soprattutto, essendo una rete, quindi avendo luoghi che si intrecciano, questi luoghi che si intrecciano riescono a essere luoghi di scambio, e lo vediamo subito poi per che cosa. Ecco, un museo lungo a struttura reticolare a cosa serve? Per spostarsi nel passato. E qui entriamo effettivamente in quello che potrebbe sembrare un po' un claim pubblicitario, ma crediamo veramente che proprio perché la storia è anche la sua geografia, e dunque la geografia immediatamente ci obbliga a pensare a uno spostamento fisico, ecco, Mudri vorrebbe essere una struttura che serve a spostarsi nel passato e rendere visitabile la storia. Allora noi viviamo in Veneto, in Lombardia, su un giacimento culturale e storico straordinario che per certi versi è rimasto inesplorato. Ora non stiamo a dire perché il Risorgimento è finito poi a un certo punto nel dimenticatoio, non è solo date, polvere dei musei, ma questo giacimento può essere giustamente portato in superficie e reso visitabile. Pensate solo ai siti dei campi di battaglia. In questi anni la Regione Veneto ha fatto sforzi enormi per rendere visitabili i campi della prima guerra, della grande guerra, sistemare come hanno fatto in Francia, come fanno. Ecco, i grandi campi di battaglia, i siti delle battaglie risorgimentali, cioè della nation building di questa nazione, sono inesplorati, sono invisitabili. Mudri renderà visitabili e Mudri darà nuova luce appunto alle figure, alle persone, quindi la storia che è condotta ad altezza d'uomo, creando dei percorsi biografici in cui quello che visiteremo attraverso un luogo saranno biografie di grandi personaggi. A Mantova abbiamo costruito nel luogo natale un percorso attorno alla biografia di Don Tazzoli, che ci porta naturalmente in tutto quello che è stato poi il risorgimento, il patriottismo anche del clero, del basso clero mantovano. Ecco, questa area, vedete, è già stata fatta vedere, questa è l'area, il baricentro, il lago di Garda, adesso naturalmente ha fortissima valenza turistica, ma Mudri vuole essere anche un luogo di didattica, di divulgazione della storia, quindi si rivolge alle scuole e con le sue offerte. Allora, adesso immaginate una rete metropolitana, perché l'idea che abbiamo avuto inizialmente, quando si dice spostarsi nel passato e rendere visitabile la storia, è l'idea che questo è un cartogramma lineare che è stato disegnato nel 1931 per la metropolitana di Londra e che ha costruito il modello per tutti i diagrammi metropolitani, che sono immagini che sono conosciute in tutto il mondo, ti danno immediatamente l'idea dello spostamento, e l'idea nostra è che devo stare il microfono, che utilizzando i luoghi che fanno parte di Mudri, vedete, abbiamo una serie di linee, la linea gialla, la linea rossa, la linea blu, la linea verde, la linea viola, e ogni linea corrisponde a un periodo storico. E esattamente, vedete, abbiamo ripreso anche quello che è la distinzione tra stazioni e fermate. Adesso cito Villafranca perché Villafranca è attraversata dalle 3 guerre di indipendenza. Villafranca è bordata da un'asola perché Villafranca diventa non semplicemente una fermata, la fermata è tu scendi e poi riparti, sei obbligato a usare quella linea lì. Invece la stazione è tu scendi e poi prendere un'altra linea. Quindi se tu vieni da Vicenza 1848, viaggi sulla linea gialla, ti fermi a Villafranca o potresti fermarti a Peschiera e decidi di prendere la linea viola, che è quella del quadrilatero. E quindi in questa maniera, naturalmente è una grande metafora questa, è una grande metafora, però che crediamo che renda conto, ed ecco qua specificate i vari colori, questo è lo stato dell'arte al momento in cui non c'è ancora il Trentino previsto, una serie di. Ecco, e questo è il logo. Vedete come se imprimete le varie linee e i vari colori, vedete come queste varie linee, vari colori, con un lavoro ancora una volta di grafica, cioè di come si dice Roberto, di costruzione da queste linee si trae e diventa il logo, vedete che sono le linee con i colori
Ecco perché questo logo Mudri. Io ho finito. Sono stato bravo? Bene, grazie. Grazie davvero a Carlo per anche la creazione, l'idea, lo sviluppo di questo progetto che ci affascina ogni giorno. Saluto anche, colgo l'occasione prima di passare la parola all'assessore Venturelli del Comune di Somma Campagna, ringrazio della presenza la collega consigliere Barbera che è consigliere regionale di Villafranca e da assessore si è impegnata in prima persona per la promozione del Mudri, quindi grazie e su questo cercheremo sicuramente di fare squadra. Assessore Venturelli del Comune di Somma Campagna, capofila dell'area Alto Mincio. Veronese. Perché per il mantovano c'è Luca Brentegani del Comune di Roverbella e l'avventura nel Mudri per me è iniziata 2 anni fa. E il futuro del Mudri per noi amministratori locali qual è? Che dobbiamo smettere di pensare ai confini locali ma di viverlo come una rete viva. Una rete viva che è fatta da amministratori locali, da associazioni, da storici. Ci incontriamo per definire progetti, per confrontarci, per portare ulteriori proposte. Perché il nostro obiettivo qual è? È portare il visitatore all'interno del territorio che è il filo conduttore di vari siti storici. Il visitatore deve entrare nel Mudri, deve viverlo, deve conoscere la storia. Sì, va bene per i nostri monumenti, però anche i precedenti ai monumenti, come sono stati costruiti, da cosa sono derivati, dalla progettualità, perché ancora tanti anni fa, facciamo l'esempio del nostro ossario, con i periatti ci sono vari progetti che poi ne è stato scelto uno e da lì è nato l'ossario definitivo. Quindi con tutta questa progettazione, grazie alle associazioni e agli storici, abbiamo messo giù un tavolo di lavoro dove stiamo raccogliendo documentazioni e memorie da improntare in un futuro ben definito. Diciamo che con il Mudri facciamo conoscere anche le nostre comunità dei territori, ma non la comunità del singolo comune o del singolo paese, tutta la comunità, perché la comunità ha bisogno di far conoscere la propria identità storica, perché deriva proprio anche loro da un'identità passata che hanno vissuto, che hanno ricordato oppure hanno raccontato a loro. Tanto meglio è farlo conoscere attraverso anche quello che possiamo offrire, perché se noi accogliamo il visitatore nel Mudri, l'accogliamo nel nostro territorio, nelle nostre attività locali, nelle nostre attività ricettive, per poi dargli la possibilità di fermarsi qualche giorno. Ad esempio, un visitatore arriva a Peschiera, da Peschiera può scegliere di arrivare a Pastrengo, a Castelnuovo, attraverso le nostre ciclovie, oppure anche dei percorsi pedonali. Tutto questo nasce, dico io sempre, da una collaborazione attiva che è avvenuta fin da subito con i comuni, perché lo stesso obiettivo è far conoscere la storia del nostro territorio, la storia del Risorgimento. Quindi la storia del Risorgimento deve essere un motore proprio principale e fondamentale per andare avanti e per svilupparsi sempre di più. Quindi con Saletti, con Moira che ci accompagna sempre nelle nostre riunioni e con la firma della nostra convenzione stiamo veramente raggiungendo degli obiettivi veramente importanti. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Posso restare? Di fianco tuo. Grazie, allora grazie a tutti di essere intervenuti, grazie a tutti i relatori, insomma ci tenevamo a dare idea dell'importanza e della straordinarietà di questo progetto, talmente importante e di visione che è riuscito, credo in maniera unica, a mettere insieme così tanti enti, così tante associazioni e credo che sia, da questo punto di vista, credo che sia un esempio unico, nato da una grande idea, proseguito con grande studio, grande ricerca, ma che continuerà perché ha una grande visione.
come Regione Veneto guarderemo di fare la nostra parte. Il progetto di legge adesso dovrà intraprendere il percorso in commissione sesta, commissione cultura, e poi una volta approvato arriverà in aula. Ecco, io non credo che incontrerà diverse difficoltà, magari sono aperto magari a possibili migliorie o suggerimenti, però guardiamo, ecco, di portarlo a compimento, perché credo che sia un merito anche per chi ha creato tutto questo. Grazie e buona giornata a tutti.